caro Don Bruno mi ha invitato, ho detto guarda che se posso essere presente non fino alla fine, starò finché posso, perché mi pare che sia un momento molto bello, molto anche festoso, di cui essere riconoscenti verso di voi, membri del Rotary Club, che vi siete prodigati perché questo scrigno che è il Duomo di Conegliano, scrigno di opere preziose dentro e fuori, abbia un'ulteriore gemma che è questo rosone che è dedicato all'annunciata, all'annunciazione, no? A Maria Vergine Annunciata, che è colei a cui è dedicata il Duomo di Conegliano. Ecco, credo che ogni cosa bella che viene così a impreziosire la casa del Signore, come è stato anche in passato, no? È frutto della fede del popolo di Dio. A volte si diceva, no? Abitavano in catapecchie e avevano delle cattedrali che erano meravigliose, ed è proprio vero, ed era proprio il popolo di Dio che ci teneva che la casa di tutti, perché era la casa di Dio e quindi non era solo di quello, ma era di tutti, fosse davvero una casa che risplendesse la gioia, quasi anticipo della dimora ultima del paradiso. Ascolta, o Padre Santo, la preghiera dei tuoi fedeli che ti presentano questa effigie della Beata Vergine, perché confortati dalla sua protezione, imprimano nel cuore l'immagine che contemplano, dona loro una fede indefettibile, una speranza salda, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna del paradiso, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina, per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica quest'opera e voi tutti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Rotary Club di Conegliano consegna un'altra meravigliosa opera alla città. E lei è il past president, il signor Arrigo Zanardo. E cosa avete donato di così importante ancora una volta al Duomo, che voi ormai avete adottato come Rotary? Abbiamo adottato da tanto tempo, ma al di là di questo, questa ultima opera vuole essere un dono fatto alla Chiesa del Duomo, ma anche alla comunità coneglianese e i dintorni, perché questo è un fulcro importante per quanto riguarda, dominante se così vogliamo. È il centro della città, il cuore pulsante della città. Bella la scelta di aver dato l'incarico al maestro Varese, che rappresenta, questa è una culla di cultura, di grandi artisti famosi, e dare l'incarico al maestro Varese è stata una scelta che avete pensato? Abbiamo pensato, diciamo, dare l'opportunità a un maestro coneglianese, perché in un duomo laddove c'è un altro grande coneglianese che è il Cima, e poi c'è anche un altro, c'è anche il Beccaruzzi, a distanza di tanti anni pensavamo che un maestro, un decano dei pittori coneglianesi di chiara fama potesse essere l'interprete di questa opera. Voi avete donato il rosone del Duomo. Esatto, il maestro ha pure donato il disegno, diciamo, che poi è stato realizzato dalla vetreria artistica dei fratelli Modolo, della famiglia Modolo. Quindi, e quanto tempo ci avete messo dall'idea alla realizzazione? Diciamo, mi sembra che lei abbia seguito tutta la... Sì, l'ho seguita tutta, sì. È quasi un anno dall'inizio dell'idea, come pensare, come fare.
poi armonizzare il tutto. E le belle arti, la sovrintendenza, erano d'accordo in questo, anche perché in realtà il nuovo sull'antico era una scelta anche abbastanza coraggiosa. Coraggiosa, no? Sì, ma come è stato detto bene, quest'opera presente qua sembra che sia sempre è vero, sembra che sia inserita da sempre. Noi invitiamo i telespettatori a visitare il Duomo, ma soprattutto a dare un occhio a questo meraviglioso rosone che voi avete donato oggi a Conegliano. Benissimo, grazie. Arrivederci. Verso il Duomo, la Sala dei Battuti, tutto quello che è il percorso che ha visto impegnato il Rotary, e segno anche di apprezzamento nei confronti del nostro grande maestro Renato Varese. Che dire, mi veniva in mente una riflessione, una frase che mi sembra fosse molto cara a Papa Giovanni XXIII: intorno alla fonte antica costruiamo la fontana nuova. Si dice anche in questa circostanza, questo Duomo antico del XIV secolo, XV secolo, e un rosone che, come giustamente diceva Don Bruno poco fa, si inserisce così bene che sembra nato assieme al Duomo stesso.